Parlatemi miei cari tifosi del Napoli, se ami il Napoli con il cuore premi il tasto mi piace e iscriviti al canale così potrai sempre aggiornato con il cuore sulle ultime notizie del nostro club, vai al video. Il Napoli recupera la vittoria ed è al sesto posto in classifica. Una boccata d'aria fresca per gli azzurri che trovano la vittoria solo nei minuti finali. Gli azzurri, dopo una settimana di allenamenti, hanno dimostrato di aver ritrovato alcuni automatismi, ma soprattutto la grinta. Gli azzurri non si lasciano scoraggiare dallo spettacolare gol di Antonio Candreva e rispondono colpo su colpo. Il gol di Matteo Politano a fine primo tempo ha aiutato molto il Napoli, che nella ripresa è riuscito a imporre il proprio dominio. Il Napoli torna alla vittoria con un gol di Amir Rahmani che fa esplodere di gioia lo stadio Maradona. Tra i migliori in campo c'è sicuramente Giovanni Di Lorenzo che ha provato a trascinare la squadra nei momenti di maggiore sofferenza. Siamo stati bravi a pareggiare nel primo tempo. Contro la Salernitana è difficile fare gol e l'episodio ci ha aiutato. Abbiamo iniziato bene e poi abbiamo preso questo Eurogol di Candreva. Il gol finale ci ripaga dello sforzo fatto. Cosa c'entra quel gol finale e quello del primo tempo con Candreva? È andato tutto bene, avevo frainteso e abbiamo chiarito. Il gol è stato liberatorio perché davanti alla porta non riuscivamo ad essere concreti. Questa vittoria è importante per noi e per la classifica. Il tuo atteggiamento è sempre quello di un leader ed è importante. In questi momenti bisogna dimostrare carattere. Cerco di aiutare i miei compagni di squadra. Sono orgoglioso di essere il capitano di questa squadra. Sono felice che vediate il mio impegno, ma soprattutto quello della squadra che non ha mai sbagliato in termini di atteggiamento. Commettiamo errori nelle partite, ma ce la mettiamo sempre tutta. C'è la sensazione che possiamo vincere la Supercoppa? Sarebbe bello, è una gara a parte e tutti i valori sono zero. Cercheremo di portare un trofeo a Napoli. Qual è la vostra opinione tifosi napolitani? Il gioco sesto è piaciuto? E per la turno spettacolare? O no? Lascia qui il tuo commento al video e iscriviti al canale. Forca Napoli!